Gian Antonio Darè, segretario nazionale della Lega, già sindaco di Vittorio Veneto, è l'unico trevigiano eletto in questa tornata all'Europarlamento. Brinda la vittoria in un'osteria del centro con alcuni dei suoi collaboratori più stretti. La Lega non è mai stata così forte in Italia, ma anche in Veneto. Entra come terzo della sua lista Tony Darè con 43.397 preferenze. È un numero importante perché è stato fatto in soli 19 giorni di campagna elettorale, perché ricordo che da segretario prima ho sistemato tutti i comuni che andavano al voto, poi mi sono messo e buttato su questa campagna elettorale, ma se sono arrivati questi numeri sono grazie alla squadra che mi ha sostenuto. L'unico rammarico è che tanti voti persi per la doppia preferenza Salvini-Darè, però era nel preventivo, però questo risultato mi soddisfa e come. Lega che per la prima volta è primo partito a Treviso città, oltre il 39% contro il 30% del Partito Democratico. Gongola il sindaco Mario Conte. È un trionfo, la Lega è arrivata al 39%, segno evidente che è un partito vivo, e credo che anche l'amministrazione stia facendo un gran bel lavoro, un risultato che non si vedeva da tanto tempo, e quindi grande soddisfazione. Ci tengo a sottolineare ovviamente che siamo la città capoluogo con la maggiore percentuale in Veneto e anche in Italia, tra le più alte. Credo che Treviso sia sempre stata un riferimento importante per la Lega e continua ad esserlo in modo sempre più forte. Numeri che conferiscono anche una grossa responsabilità al Carroccio. Darè, destinato a lasciare la segreteria veneta del partito, ne è consapevole. Adesso bisogna attuare le promesse, passare dalla parola ai fatti, ma credo che con Matteo Salvini si possano fare tante belle cose e soprattutto cercare di cambiare questa Europa che ha, soffocato le nostre imprese e non solo.